Il consiglio direttivo dell'intesa programmatica d'area Terre di Asolo e Montegrappa ha eletto all'unanimità la nuova presidenza dell'associazione, che vede nella carica di presidente Claudio Sartor, già sindaco e assessore del comune di Cornuda e consigliere della provincia di Treviso. La nomina di vicepresidente è stata affidata invece a Simone Rec, dirigente di Coldiretti Treviso e presidente della Strada del Vino Asolo e Montello. Il progetto IPA, che vede il coinvolgimento di enti locali, parti economiche e sociali per la valorizzazione del territorio, ha delle priorità ben definite e molto ambiziose. Istituzionalmente i nostri compiti sono quelli di mettere a terra i principali fondi di investimento che ci sono a favore delle realtà locali che riguardano la cultura, il turismo, l'ambiente. È chiaro che noi ci siamo dati gli scopi che sono proprio quelli dello sviluppo turistico della zona. In particolar modo noi teniamo tanto a quello che è lo sviluppo dell'area appunto del Monte Grappa, che entra appunto nel riconoscimento anche come di Mab UNESCO. C'è molta attenzione per i prossimi bandi di finanziamento, ma anche alla nuova legge sulla montagna approvata dal Parlamento, che ha comunque delle misure molto interessanti da poter sfruttare. Potenzialità che aprono a scenari di grande interesse per l'Asolano, per decine di comuni nel territorio tra il Brenta e il Piave e per tutte le terre del Monte Grappa. 3 i principali ambiti di intervento: cultura, turismo e innovazione d'impresa. Monte Grappa è un luogo simbolo per la natura, ma anche per la storia patria, quindi se pensiamo che a Cima Grappa ogni anno arrivano migliaia, centinaia di migliaia di persone, questo vi fa capire l'importanza che ha quel sito, ma che ha tutto l'ambiente circostante, fatto non solo di natura ma anche di enogastronomia.